Non mi fido a mandar beso perché temo esser gavato. Se io te passo per appreso, tu te volti in altro lato. Chiusi son più giorni stato e son anche a Pergior Porto, a Pergior Porto. Osin tal parc d'Eglesie di San Nicole di San Zors de Richinvelde, donde dal monument tirat su in riquarte in onor dal Beat Bertrand, patriarce di Aquilee. Osin vignus a assisti ai messe celebrate per Furlan dal plevan italico Gerometta e pre Luis Palomino, messe cantate dal coro Bertrand di Aquilee sotto la direzione dal mestri Contardo. Ei è una messe tradizionale, con gazebos popolars e musichis antichis. Messe che si celebre ogni anno in occasione dei Noval de muart dal Beat Bertrand, patriarce di Aquilee, assassinat di un trop di nobili feudataris furlans, parce che non volevin che il patriarce so sovran al mettes fin ai lors prepotenzis quintri dal popul. A livello spirituale, per poter unirci sempre di più sotto questa tradizione come comunità. Allora viviamo questa messa con questo spirito. Ringrazio già. Tant che ascoltin la messe, usconti la storia dal Beat Bertrand, patriarce di Aquilee. Bertrand di Saint-Genès al nassè in Francia tor dal 1260 e dal 1334 a 74 anni Pape Juan XXII lo fasè patriarce di Aquilee. Nonostante che al fossin davant cui anni Bertrand al dimostrà subito di voler governare con determinazione lis prerogativis dal patriarcato di Aquilee. Il territorio agli era vast e il patriarce, te so doppie qualifiche di responsabile spirituale e temporale, si veve chatat di spes a difindi la soint culis armis, quintri de prepotenze dai signoroz che usurpavin territori sedirizi. Come ecclesiastic il patriarce aveva giurisdizione su tutto il Veneto, un Mantue e parte de Istrie. Come civil aveva autorità su di una regione che si slargiava dall'Ivenze fin tramai a Carniule, a Carinzie, a Stirie. Il patriarce Bertrand agli era anche marchese de Istrie. Dal nome dal Pari e dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il buon volere di Dio Pari e il don del Spirito Santo che sedi con tutti voi altri. Bertrand al fu grand uomo di fede e di culture. Come uomo di fede, tra tanti riformi ecclesiastici saltirà donge conceis e sinodis. Come uomo di culture, tra altri riformi dal 1334, ha cividat all'implantà la prima università dai studi furlane. A ti la laude e la gloria dai secoli.
a Dio la laude e la gloria tra i secoli. Benedetto. Si comporta anche come santo. Difatti, tant che il suo esercito lottava per metti ordine alle grandi prepotenze dai nobili quintri dal popolo, lui al preave e al faseve penitenze. I nobili furlans però, abituati a fare il proprio comod, noi perdonare in tante passioni, e a San Zors de Richinvelde a spietare il patriarce sul vat d'altiliment, che di Sacil al tornave a Udin, e ai 6 di giugno dal 1350 lo assassinarono. I siei a mettere in subito il suo corpo in eglesiute di San Nicola, ma poi i nobili traditori, par dispresit, a pratinderin che al tornas a Udin distirat su di un ciarplen di Ledan. Che prima o dopo lo avesse inspietato per strade per fai del mal, lo sapeva anche Bertrand, ma lui aveva sempre detto che si sarebbe sacrificato per Cristo e per l'Eglesia di Dio. Dal fa memoria dal beat Bertrand, che assicurin la libertà e la paz de t'Eglesia e a fasi cresci la nostra santità, per Cristo nostro Signore. Non è giusto allora che Bertrand al sevi nome beato, ma al vares di essere riconosciuto e proclamato sant e martar. Tenante di questi sbalfueris e approfittato Vignesie che dal 1420, con gli autori dai soliti traditori furlans, e ha potuto conquistare glotti il Friul che non l'ha mai più potuto tornare a llevarsi su. Alle parchest che la inomine sante figura dal beat Bertrand non è mai stata dismenteata de int. Mettini una mano sul ciaf perché ognuno di noi si fesi costruttore di pace, ma si fesi enza costruttore di tramandare i valori e le tradizioni ai pipì sui che crescono, in modo che il Friuli continui a restare grande e continui a poter continuare a scrivere che pagine di storia che sono veramente belli e importanti dal nostro Friuli. Quindi io vi saluto e vi ringrazio di essere qui voi a tenere viva questa tradizione, perché è proprio dalle tradizioni che si identifica in un popolo. Grazie. Ai fin de messe si muove la processione con la statua dal beat Bertrand, accompagnata dai sbandieradores di Voleson fin lì dal monumento dove che il patriarce è stato copato. Al dì di Vue, dopo quasi 700 anni, si può anche assistere alle dimostrazioni di fede che la int ripone in lui, in che volte caritatevol in tal sollevà il popolo de fan e de pueretat, generos in tant des pestilencis e dai taramoz. Al dì di Vue la int si inzenogle e si plet in tal luc dulà che il suo corpo gli era stato poiato,
e chiarezze che gelide piere con un fazzolet partirà sulla umide sante condense. Il fazzolet venirà appoggiato sulla parte malata dal corpo dal fedele per una sperata e miracolosa guarigione. Mi spieghi perché che ha fatto quel gesto prima così? Il fazzolet? Che dal fazzolet, che mi spieghi? Parla maltese dalla pietra. Ah sì? Si toglie lì dal santo. Dalla pietra, Sì. Sì. E si toglie su tutto il posto dove che si è malato. E pensa che fa di bene, sì? Si spera, no? Grazie. Alle anche parchest che al DDV tor dai 6 di giugno in riguardo dal martueri dal Beat Bertrand di Aquilée, la parrocchia di San Zorz de Richinvelde e in manee manifestazioni religiose e civili in suo onore. Un avvenimento che, come Furlan, mi fa rifletti, perché al DDV si ripete la solita solfe. Tra Furlan non si va d'accordo, e Vignesie, con Rome e Trieste, a continuing a Roseanos finte medole. Stin attenti, è venuto il momento di mettersi ad un, e è venuta anche la ora di muoversi. Mandi?